Apertura di puntata di Verde a Nord-Est che ha un sommario ricco, per cui non perdiamo tempo e iniziamo subito il nostro viaggio dopo la sigla. Il Veneto che vogliamo è lo slogan scelto da Coldiretti Veneto, che ha riunito qui a Padova al Palageox gli associati e soprattutto in platea ha portato i candidati alle elezioni regionali del Veneto. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Carlo Salvan, presidente di Coldiretti, oggi avete avuto l'opportunità di confrontarvi e di presentare le vostre istanze ai candidati alle elezioni regionali. Che cosa ne è scaturito? Un confronto assolutamente costruttivo, civile, democratico, ma anche concreto. Noi abbiamo sottoposto un documento corposo, frutto dell'ascolto dei nostri soci e delle nostre aziende sparse in tutto il Veneto, da Belluno fino a Rovigo, da Verona fino a Venezia, per dire a questi candidati che abbiamo un settore agricolo strategico e fondamentale in regione, ma che ha bisogno di tutta una serie di interventi e di misure per essere ancora più grande e competitivo. Quali sono le priorità, Presidente? L'accesso al credito, la gestione fitosanitaria, il trattenimento dell'acqua per metterla a disposizione sia per le nostre campagne che per le nostre comunità. Sono tutti e alcuni dei temi che si possono già imbastire oggi, per questo però è necessario avere risorse a disposizione, strumenti normativi e celerità nell'azione amministrativa. Roberto Lorin, presidente di Coldiretti Padova, oggi avete avuto l'occasione di porre le vostre istanze ai candidati alle elezioni regionali del Veneto. Voi di Padova che cosa vi sentite di chiedere ai politici, ai futuri presidenti o presidente della regione? Oggi innanzitutto è stata una bellissima giornata, un bellissimo momento assieme ai nostri soci, oltre 1500 soci che hanno partecipato. La provincia di Padova è una provincia importante dal punto di vista dell'agricoltura, con oltre 1,4 miliardi di euro di valore sugli 8 miliardi a livello regionale. Abbiamo molti temi anche qui a Padova da dover affrontare, in primis uno in particolare è il tema della fauna selvatica, soprattutto questo tema che in particolar modo colpisce la zona dei Colli Ugani. Lì abbiamo anche l'ente parco che sta facendo il suo lavoro, però è chiaro che dobbiamo dare risposte concrete ai tanti produttori che ci sono in questo territorio, che tra l'altro è stato insignito del MAB UNESCO, per cui un territorio che dovrà sicuramente crescere anche dal punto di vista anche delle presenze e partecipazione turistica. Però a fronte di questo dobbiamo anche garantire la possibilità di reddito delle nostre aziende, che oggi purtroppo, parlavo prima appunto con un socio che era qui presente in sala, vive situazioni veramente di difficoltà a causa dell'attacco soprattutto di cinghiali sulle produzioni, in particolare sull'uva, ma anche per molti altri prodotti, per cui su questo noi faremo una grossa pressione, una grossa istanza. Poi altri temi sicuramente sono la valorizzazione delle filiere, abbiamo un tema in particolare anche quello della cerealicoltura da dover sostenere e tutelare, perché insomma è un grande patrimonio nostro italiano e chiaramente insomma vogliamo che anche la nostra regione sia attenta su questo tema, come anche è stato citato più volte il tema della bonifica, per cui una regione come la nostra che ha anche grosse problematiche per quanto riguarda la gestione territoriale del territorio, i consorzi bonifica diventano fondamentali per la gestione del territorio, non solo per la possibilità che noi abbiamo agricoltori di produrre, ma soprattutto anche per la possibilità di dare sicurezza idrogeologica anche al territorio e ai cittadini. Per cui questi sono alcuni di temi che abbiamo portato qui oggi e con i quali sicuramente andremo a confrontarci anche nel prossimo periodo e soprattutto con la prossima amministrazione, perché vogliamo far sentire la nostra voce su una regione che è importantissima dal punto di vista produttivo e sul fatto che insomma abbiamo anche tanti giovani che vogliono investire, vogliono rimanere nelle loro aziende agricole e dobbiamo dare una prospettiva futura anche per le loro attività.
latte che cambia, come non restare a guardare. Questo è il titolo di un convegno, un confronto con allevatori ed esperti del settore organizzato a Piazzola sul Brenta da Confagricoltura. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Convegno importante, abbiamo pensato di farlo sul latte perché gli allevamenti credo in generale siano una delle poche cose purtroppo che oggi in agricoltura stanno dando un minimo di soddisfazione alle aziende agricole, visto che nel comparto dei cereali la situazione è estremamente pesante. Abbiamo pensato di parlare del latte con due esperti del settore, il dottor Brazzale e il dottor Bonchiotti, che sono esperti del settore. Abbiamo una platea di allevatori e per cui verranno illustrate sia le tematiche relative al settore sia lo sviluppo che avrà questo settore negli anni seguenti. Ricordiamo che è una filiera importante per la regione del Veneto, quella dell'allevamento, ma lo è anche per la provincia di Padova, perché insomma dietro agli allevatori ci sono tante aziende che si occupano dei servizi. Su Padova abbiamo circa 350 aziende che producono latte, quindi abbiamo 350 stalle, rappresentiamo il 20% della produzione di latte a livello veneto e rappresentiamo il 10% come Padova della produzione nazionale, per cui insomma è un settore importante, ma soprattutto il latte è un elemento base della nostra alimentazione. Alimentazione che spesso allevamenti che spesso vengono demonizzati per un problema ambientale di inquinamento, che siamo qui proprio a sconfessare questo, perché noi riteniamo, ma ci sono i dati della FAO che oggi vengono presentati e sono dati scientifici e incontestabili, dove si dice il contrario, cioè che l'impatto ambientale del settore nella produzione del latte è assolutamente modestissimo. La sostenibilità è un concetto fondamentale e non si può fratturare, è economico, è ambientale, sociale e le cose devono andare insieme perché una cosa non sta senza l'altra. Per questo secondo me un aspetto fondamentale degli allevamenti di oggi è far crescere l'imprenditorialità e l'intelligenza con cui questi allevamenti vengono condotti. Per quanto riguarda l'aspetto dei giovani, che cosa possiamo dire per poterli coinvolgere maggiormente? È un po' il tallone d'Achille forse del settore. È un tema impressionante, ha pienamente ragione che è un tallone d'Achille. Ci sono diversi fattori. Uno è proprio il nocciolo del cambio generazionale, cioè la trasmissione di valori tra una parte e l'altra. I giovani sono una risorsa a cui non possiamo rinunciare perché sono il motore per evolvere continuamente appunto l'imprenditorialità e la modernità dei nostri allevamenti. Per convincerli bisogna appassionarli come noi siamo a questo meraviglioso lavoro, dargli strumenti anche nuovi. L'innovazione e l'informatica sono fattori che favoriscono i giovani, nello stesso tempo però introdurli anche a tutta la tradizione che c'è nel nostro settore. Io dico sempre che innovazione e tradizione sono due parole che devono stare insieme. Io ho fatto una presentazione nella quale ho mostrato l'esperienza che ho fatto in questi 4 anni di presidenza della Federazione Mondiale del Latte. Tra l'altro sono stato rieletto responsabile ambiente durante il Congresso Mondiale del Latte la scorsa settimana in Cile. Ho dimostrato semplicemente l'importanza del settore lattiero caseario, che occupa circa 750 milioni di persone, 1 miliardo di persone circa a livello mondiale praticamente vivono lungo la filiera. Abbiamo 132 milioni di aziende agricole, oltre a migliaia di trasformatori e imprenditori, quindi è veramente fondamentale, e soprattutto 6 miliardi di persone si alimentano di prodotti lattiero-caseari giornalmente. Quindi si capisce l'importanza del settore lattiero-caseario. E
quanto sia sotto attacco in maniera ingiusta. Noi facciamo, tra l'altro, noi siamo un ente scientifico, facciamo tutte le linee guida ma anche tutte le metodologie per l'impatto ambientale, lavoriamo assieme alla FAO, IPCC, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo dimostrato chiaramente e scientificamente, soprattutto non dal punto di vista ideologico, che in realtà l'impatto ambientale del settore zootecnico in generale e lattiero-caseario in particolare sia ampiamente sovrastimato. Tutti i metodi di calcolo e tutti i numeri che oggi circolano sono assolutamente non corretti e li stiamo rivedendo completamente. Anzi, tra l'altro, oserei dire che soprattutto la FAO ha cambiato completamente l'opinione negli ultimi 10 anni rispetto alla zootecnia, perché si è resa conto prima di tutto dell'aspetto socio-economico, dove più di 1 miliardo di persone dipendono dalla zootecnia a livello mondiale, ma soprattutto del fatto che la zootecnia rappresenta un sistema, da un lato, di utilizzo sì delle risorse naturali, ma che vengono restituite all'ambiente se si seguono tutte le linee guida e le best practices, cioè le pratiche adeguate. Ma soprattutto la zootecnia consente di trasformare ciò che è inedibile per l'uomo in prodotti ad altissimo valore nutrizionale per l'essere umano. Tra poco meno di un mese gli elettori della Regione del Veneto saranno chiamati alle urne e noi sui temi legati all'agricoltura abbiamo sentito i 5 candidati presidenti che sono Giovanni Manildo, Alberto Stefani, Fabio Bui, Marco Rizzo e Riccardo Schmuschi. Assolutamente l'agricoltura al centro, misure infrastrutturali importanti, maggiori finanziamenti per i consorzi di bonifica, maggiori finanziamenti per la protezione del territorio e la prevenzione dei rischi, maggiori finanziamenti per il fondo di rotazione a tasso zero e garanzie, riuscire a reperire delle garanzie della Regione per gli investimenti che gli agricoltori devono fare e purtroppo sono stati magari anche poco supportati dal sistema bancario, quindi oltre a maggiore finanziamenti un'alleanza più forte e più proficua con gli istituti di credito del territorio. Il passaggio generazionale nelle aziende agricole è fondamentale, è un tema da affrontare e da affrontare in prospettiva dando la certezza e la prospettiva ai ragazzi che vogliono rimanere in agricoltura, investire il loro tempo in agricoltura, che c'è futuro, e ritengo che questo si debba fare soltanto valorizzando questa attività primaria che, lo ripeto, è proprio l'anima del nostro Veneto e da qui bisogna ripartire per uno sviluppo fondamentale delle nostre attività primarie, pesca e agricoltura. Un confronto straordinario quello di oggi, per l'agricoltura una forte valorizzazione delle filiere del nostro territorio, garantire filiere corte all'interno delle strutture pubbliche, ma soprattutto garantire anche la leva del credito agli imprenditori. Il fondo di rotazione merita di essere valorizzato con ulteriori risorse e soprattutto la copertura delle spese per istruttoria, che rappresentano un grande problema per tantissimi imprenditori, il sostegno per il primo insediamento. Sappiamo che l'agricoltura è il settore che più di tutti sa impiegare le risorse del complemento di sviluppo rurale sono già state quasi tutte impiegate, e quindi rappresenta il fatto che questo asset è un motore straordinario per questo territorio. Valorizzare gli imprenditori, garantire loro una copertura assicurativa e soprattutto la valorizzazione delle loro attività significa contribuire a 7,7 miliardi di produzione nazionale, a oltre 10 miliardi di produzione agroalimentare, all'export del nostro territorio, che è assolutamente fondamentale e ha vocazione agricola, quindi non possiamo che agevolare questa realtà e soprattutto essere al fianco degli agricoltori. Diciamo che sono i settori della nostra regione, quelli che hanno prodotto l'economia della nostra regione, che hanno prodotto lo sviluppo e dovranno ancora essere gli assi portanti allo sviluppo del nostro territorio. Occorre sostenerli, perché altrimenti da soli non ce la fanno, in particolar modo il settore agricolo, i piccoli agricoltori che vengono oggi pressati dal mercato. Un reddito, o meglio, un prezzo di dignità sul prodotto che esce dalle aziende.
Guardate che oggi il mercato, la grande distribuzione, il più delle volte non garantisce il prezzo minimo di dignità per questi produttori e questo li strozza. Tante aziende oggi chiudono perché non riescono a stare dentro ai costi. Ecco perché nasce un movimento veneto, proprio per dare risposte al Veneto. I popolari vogliono fare questo. Il comparto agricolo e alimentare del Veneto è il secondo d'Italia, tra i primi d'Europa, però è in declino perché ci sono tanti nemici, a partire dalle multinazionali del food, le chiamano così, che vogliono mettere le mani su questo patrimonio della nostra regione. Cosa fare? Beh, intanto investire in maniera oculata, in maniera accurata. Dove arrivano i soldi? I soldi si possono prendere agli extraprofitti delle banche. Dal 2021 al 2025 le banche italiane hanno guadagnato in più 167 miliardi di euro. Quante manovre finanziarie. Questo solo le banche. Poi l'energia. L'ultimo anno Eni e Enel, che sono dello Stato, perché il 30% delle azioni è dello Stato, gli amministratori delegati sono nominati dal governo e le consociate, le regolate, Terna, Snam, Italgas, hanno avuto aumenti del 50%. Giovani, lavoro, detassazione. Queste le proposte di Democrazia Sovrana Popolare, queste le proposte di Marco Rizzo, candidato presidente per il Veneto. Il nostro è quello di valorizzare al massimo queste che sono già delle eccellenze, che però hanno dei comparti di sofferenza, è inutile che ce lo diciamo. Noi a livello dell'agricoltura pensiamo alla competitività, perché viene meno con i costi fissi e variabili che sono diventati un macigno e dove non c'è la resa che può avere il prodotto finale. Parliamo ovviamente dell'agricoltura legata all'alimentazione. Guardiamo con preoccupazione la riduzione delle PAC previste per l'agricoltura e qui vorremmo un attimino instaurare una specie di tavolo che permetta agli agricoltori di avere una facilitazione, cioè che sia questo il tavolo regionale, si chiamano help desk o qualcosa di simile, a me non piace l'inglese, per riuscire a intraprendere quelli che sono i finanziamenti innovativi sia nell'ambito dello spreco delle acque e quindi dell'utilizzo di questa risorsa importante e anche su quelle che sono le innovazioni per fare i trattamenti, la difesa delle culture nostre, non con gli OGM, insomma tutte queste cose che sono tipicamente di difesa del territorio, proprio questa è la nostra filosofia di base. La 117esima edizione di Fiera Agricola Verona, la storica rassegna internazionale promossa da Verona Fiere, torna con uno slancio nuovo sotto il claim Full Innovation, incarnando un'agricoltura sempre più tecnologica, sostenibile e proiettata nel futuro. In risposta alla concomitanza con l'organizzazione della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'evento è stato riprogrammato dal 4 al 7 febbraio 2026, una scelta strategica che garantisce migliori condizioni logistiche e una maggiore attenzione internazionale. Il claim Full Innovation sottolinea la volontà di Fiera Agricola di interpretare le grandi sfide del settore: sicurezza alimentare, resilienza climatica, economia circolare e formazione professionale. Secondo il direttore generale Adolfo Rebughini, si punta a rafforzare l'appeal internazionale della manifestazione, anche grazie alla presenza nel 2024 di 8.000 operatori stranieri da 79 paesi e 80 top buyer da 28 diversi paesi. La fiera coprirà un'ampia gamma di contenuti: meccanizzazione agricola, zootecnia, viticoltura, energie rinnovabili, digital farming, biosolution, smart irrigation, robotica. Oltre al settore tradizionale sarà presente anche il Salone Fiera Agricola Tech, dedicato alle tecnologie più avanzate per l'agricoltura digitale. Lo scorso anno hanno partecipato a Fiera Agricola Verona ben 838 espositori da 20 paesi e circa 100.000 operatori professionali da 29 paesi target per i buyer esteri, nonché 20 associazioni allevatoriali.
Valeria Santolin, Exhibition Manager B2B di Verona Fiere, ha ribadito che Fiera Agricola Verona 2026 vuole essere una piattaforma viva in cui i sistemi di analisi dati, i forum tematici, gli incoming qualificati e i tavoli di ascolto offrano agli operatori un'esperienza improntata al business e alla formazione. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero del periodico 24 ottobre 2025. Siamo nella fase di raccolta delle olive. Al termine del periodico siamo andati perciò a sviluppare un tema di particolare interesse: la presenza delle foglie di ulivo all'interno delle olive che vengono molite. La molitura prosegue in questo momento qui, accelerata anche dalla presenza di elevate infestazioni di mosca. Si consiglia, per quelle aziende che hanno negli oliveti particolare pressione da parte della mosca delle olive, di anticipare la raccolta, in modo da limitare i danni nell'olio prodotto. Chi invece va ad eseguire uno stacco delle olive nel mese di novembre può ancora eseguire dei trattamenti fitosanitari utilizzando esche adulticide, come ad esempio il Lechexirel Bite, come lo Spintorfly, con 7 giorni di tempo di carenza. Funziona bene in questo momento qui di temperature medie ed elevata umidità anche la Boveria bassiana. Nel caso si può utilizzare anche il piretro, un giorno di tempo di carenza. Nelle trappole da monitoraggio stanno diminuendo le catture di adulti, segno che siamo in una fase di sfinimento generazionale, però le ovodeposizioni potrebbero protrarsi anche per tutto il mese di novembre. È consigliabile pertanto anche per quelle aziende che non ritengono necessario raccogliere le olive, staccarle, perché saranno fonte di infestazioni per il prossimo anno. Queste ovodeposizioni, attuate nel mese di novembre, andranno a generare larve di prima, di seconda età, che potrebbero trascorrere l'inverno o all'interno di queste olive oppure scendere nel terreno e impuparsi a 5-6 cm di profondità. Trascorreranno l'inverno e le ritroveremo alla ripresa vegetativa del 2026. Pertanto, in questo momento si potrebbe ben attuare una azione di prevenzione contro una popolazione di ditteri, di mosca delle olive, del 2026. Con il termine della raccolta delle olive è necessario andare ad attuare una disinfezione degli oliveti, in quanto con le attività di raccolta ci saranno provocate all'interno dei rami e di foglie delle microlesioni e saranno proprio quei punti dove ci sono delle ferite che entreranno o vi è la possibilità che entrino parassiti fungini, occhio di pavone, piombatura, lebbra, che si ripresenteranno anche questi nella nuova campagna produttiva 2026. Da utilizzare pertanto prodotti rameici, andando eventualmente ad abbinare delle sostanze corroboranti che aiutano l'azione del rame nelle attività di disinfezione e di cicatrizzazione di queste ferite, come potrebbe essere il distillato di legno, eventualmente unito a prodotti che contengono anche lo zinco, in modo da fare una prevenzione contro i parassiti fungini, ma anche contro la rogna dell'olivo, che è un battere. All'inizio avevamo parlato di foglie
all'interno di olive in fase di molitura, che potrebbero essere o portare una preziosa risorsa per il nostro olio. Ma attenzione, perché potrebbero anche essere causa di un aumento delle sostanze, dei residui di fitofarmaci all'interno dei nostri oli. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon a risentirci alla settimana prossima. Termina qui la puntata di oggi di Verde a Nord-Est, che potete rivedere sul nostro canale YouTube. Lo potete fare anche in streaming sul sito www.verdeanordest.tv. Potete scriverci la mail redazione@verdeanordest.tv. Naturalmente seguiteci durante la settimana sui nostri social e mettete i vostri like. L'appuntamento con voi, cari telespettatori, è per la prossima settimana, stessa rete, stessa ora. A presto!